Dopo l'emergenza sanitaria naturalmente c'è stata una lenta ripresa progressiva dal punto di vista anche sociale ed economico, quindi il mese di maggio si può dire che è stata una ripresa lenta, ma che vedrà una evoluzione nelle prossime settimane, ritengo, di crescita anche di movimentazione di mezzi e quindi anche delle aziende stesse, con la speranza appunto che poi i consumi possano riprendere in maniera importante e quindi creare quel circolo economico che è necessario per una ripresa economica sostanziale che garantisca e tuteli il posto di lavoro alle persone. Questo è l'obiettivo principale. Naturalmente deve ripartire per tutta l'estate la fase 3 con il comparto turistico già in sofferenza. Stiamo poi puntando anche a una ripresa culturale delle nostre città, di tutto il Veneto, in particolare Vicenza ha scelto la gratuità per i musei fino al 30 giugno e quindi con la speranza poi, togliendo la tassa di soggiorno a carico dei turisti, di far sì che si possa tornare anche da un punto di vista culturale ad essere quella città che siamo, cioè una città bellissima.